Ma sì, o fora, la sacralità non si trafora, questo è lo slogan 2013, 2014, 2100.000. Questo è uno slogan che fa riferimento al progetto di un tunnel lungo 12 km sul Monte Grappa, quindi un'opera molto invasiva e che può avere delle ripercussioni sull'ambiente, sulla natura e sull'assetto idrogeologico molto importante. E proprio per questo è stato presentato uno studio dai comitati, da Radio Gamma 5 e dal laboratorio ABC, molto importante, che mette in discussione questa opera e ha fatto bloccare, diciamo, la procedura via proprio per risolvere e capire quali sono le problematiche che possono esserci. Io credo che sia giusto anche aggiungere che bisogna ripensare tutta questa progettualità delle grandi opere, vedere di fare solo le opere che servono ai cittadini, e anche perché la nostra è una regione che a mio avviso ha una vocazione turistica e se vogliamo il turismo abbiamo bisogno di ambiente, di tutelare l'ambiente e di tutelare la biodiversità. Ecco che bisogna ripensare a questi progetti che l'ambiente purtroppo non lo rispettano e spesso lo distruggono con conseguenze a volte anche irreparabili. Io chiudo invitando tutti alla prossima festa per dire no Traforo Grappa il 22 giugno a Romano Dezzelino in via Carlessi. Vi aspettiamo e insieme diciamo no Traforo Grappa.